E finalmente siamo ritornati, ma buonasera belli di bella, ben ritrovati a tutti, felice e contenta in questo mercoledì sera di ritornare qui direttamente a casa vostra o nella vostra radiolina insieme al nostro artista Simone Russo. Buonasera. Buonasera a tutti. Oh, che bellezza essere ritornati, giusto? Felice? Il microfono con le scarpe? Sempre, io qualcosa di rosa la devo sempre avere, un po' Barbie, no? Mi ci sento, quindi sempre, anche se non riesco totalmente a essere pink. È partita la musica di Harry Potter, non so se l'hai sentita, però qualcosa dicevo ci deve essere. Diamo la buona serata a tutti i nostri belli di bella. Buonasera a tutti. Quanto mi è mancato dirlo, esatto, buon mercoledì. Ormai siamo nel mese di agosto inoltrato, anche se devo essere sincera, il tempo è un pochino fresco la sera. Sì. Le temperature sono totalmente cambiate. Sono scese un po'. Esatto. Si sta bene. Io sono una che ama il caldo, quindi insomma si sta bene. Non dico quando c'erano 50 gradi, però va bene, dettagli. Tu hai passato bene questa settimana? Sì. Tutto a posto? Tutto a posto. Settimana scorsa avevamo promesso che appunto saremmo ritornati e infatti ci siamo. Come dicevo, mi manca questa cosa di dire i miei belli di bella. Ci siete mancati tantissimo, anche perché da agosto i programmi giornalieri non ci sono, quindi essere qua per me è una grande emozione, come se fosse la prima volta, no? Quando tu sei sempre dietro le telecamere lo fai sempre, ok, ma quando manchi dopo un pochino ritorni a casa, voglio mandare un bacio a tutti. Quindi salutiamo chi ci segue in TV sul canale 75 come sempre del digitale terrestre. Salutiamoli. Chi ci ascolta in radio, chi ci ascolta in DAB, chi ci segue su tutte le applicazioni, chi ci segue su TikTok, chi ci segue su Facebook, insomma, mandiamo un bacio a tutti. Come sta andando? Tutto bene? Sì, devo dire che il nuovo brano mi sta dando delle buone soddisfazioni, quindi sono contento. Diciamo anche che c'è il nuovo canale, anzi il canale ufficiale di Simone Russo su YouTube, quindi consigliamo, anzi obblighiamo, come dico io, a tutti di iscriversi. Simo, ricordiamo, andare su YouTube? Simone Russo Official. Facile, raga, scrivete Simone Russo Official, andate, cliccate sul tastino iscriviti e soprattutto sul campanellino in modo da essere sempre aggiornati su tutte le novità. Se riusciamo dopo lo facciamo anche vedere il tuo canale, così per chi... anche perché dobbiamo ricordare i contatti, certo, il numero di telefono che possono chiamare per avere Simone ai vostri eventi, insomma diremo il tutto. Io direi a questo punto, dato che è una serata... A proposito, Mary, devo salutare Concetto Cardì, se no va a finire che stasera ti picchia. Sì, da lontano ma mi picchia. Un bacio a Concetto. Ciao Concetto, a lui e a tutta la sua bellissima famiglia, li salutiamo al completo. Come stavamo dicendo, da poco sapete che è uscito il nuovo brano di Simone, che tra l'altro durante il corso della serata lo andremo ad ascoltare. È in preparazione, c'è la novità di cui abbiamo parlato, il duetto con un artista che ancora non abbiamo svelato, quindi tenetevi pronti perché appunto a settembre ci saranno tante novità. Noi lo continuiamo a ripetere, non ci stancheremo mai di dirlo, che le novità sono tante. E dopo appunto, come abbiamo detto, ricorderemo tutti i contatti, il canale TikTok, insomma il tutto il resto, ma intanto consigliamo a tutti di andare su YouTube a cercare le canzoni di Simone, condividere e cliccare tanti like. Che ne dici? Sei d'accordo? Sì. Iniziamo a cantare? Vai. Con quale apriamo, anzi? Facciamo fare a Sonny? Sì, fai tu, Sonny. Dai, si inizia ufficialmente, ecco, con Simone Russo, il nuovo brano. È bella da morire, quei suoi occhi rubano l'anima, è unica. I miei pensieri vanno oltre, nuda sarà fantastica, che favola. Semi nel panico, quando passa si ferma il battito, vado in bilico. Io per lei stanotte farei di tutto, me la fermo nel più bello mondo. Non so come ha fatto ma mi ha distrutto, mi sono innamorato e stilla da rossa. Io per lei già sto diventando matto, voglio solo lei a qualunque costo, che stasera ma pur rende suona, rindo lieta mentre si scioglie e fa amore con me. Señorita, ¿cómo estás? Yo quiero un poco más contigo esta noche bailando. Mientras
per casualità, sarà fatalità. Stu cuore t'aspettavo fuori la porta. Cambierei pure la mia vita solo per una rosa che regalerei a te. Io per lei stanotte farei di tutto, come la femmina più bella del mondo. Non so come ha fatto ma mi ha distrutto. Mi sono innamorato di sti labbra rosse. Io per lei già sto diventando matto. Voglio solo lei a qualunque costo. Che stasera mi porto rende suona. Rindo lieta mentre si scioglie e fa amore con me. Io per lei già sto diventando matto. Voglio solo lei a qualunque costo. Che stasera mi porto rende suona. Rindo lieta penso mentre si scioglie e fa amore con me. Fa amore con me. Io con lei, il nuovo brano di Simone Russo che potete trovare su YouTube. Adesso daremo tutti i dettagli. Simo, vieni qua, sediamoci, anche perché i messaggini che già stanno arrivando anche su TikTok sono oggi sono più alta. Visto? Sì, lo vedo, rispetto all'altra volta. Rispetto all'altra volta sono più alta. È diventata più alta. Ecco, già il telefono squilla, abbiate un attimino di pazienza, adesso faremo tutto. Dobbiamo salutare, l'abbiamo salutato prima, ma adesso l'ufficialità, anzi l'ufficiosità, perché a me mi piace girare con i vocaboli, quindi non ufficialità ma ufficiosità, che abbiamo Concetto Cardì collegato, quindi lo salutiamo. Un bacio, Concetto, grandissimo. Sì, collegato perché l'ho minacciato, non per Che altro. cosa? L'ho minacciato per questo. No, lui è sempre collegato. Quindi gli mandiamo un bacione grande. Adesso aiutami perché dobbiamo fare tantissimi saluti. Quindi abbiamo anche un grandissimo amico nonché artista napoletano, che è sempre un piacere quando si collega insieme a noi e ci vuole salutare a tutti quanti. Sto parlando di Tony Mirante. Buonasera Tony. Ciao Tony, un bacione, ti aspettiamo, vienici a trovare. E poi c'è Rosi, Stefania Gulisano per il suo amore, Giuseppe, che gli manda un grandissimo ti amo. Dopo gli dedichiamo un bellissimo brano, ok? E ancora Salvo, Valentina e Daniele. Aspetta un attimo, abbiamo anche Alfonsina che vuole dedicare un brano al suo amore Enzo Iacono, e mentre cantava diceva possiamo dedicargli anche questa, quindi gliela dedichiamo. Abbiamo anche Rosalia Campino che saluta il fratello con un grande ti amo, e andiamo con la prima telefonata. Dai, di pronto? Pronto? È caduto. Pronto? Riproviamo tra un pochetto. Poi dobbiamo salutare Eric che è collegato con noi, un bacione anche ad Eric. Abbiamo un saluto anche per Michele da Titti, credo. E ancora un bacione ad Annuzza, forza Annuzza, ti vogliamo bene. Salvatore di prima, Titti l'abbiamo salutata, un bacio con un ti amo per Giuseppe Consumare dalla sua Stefania. Adesso gli facciamo questa bellissima dedica. C'è Lica che ti saluta, dice ciao Simona. Luca, scusami, che ti saluta. Luca, come l'hai chiamato? No, ma lo sai perché aveva scritto Lica realmente? Guarda! Non sono matta, che poi mi prendete per matta, è Luca, poi si è corretto dopo. Mascia che ti saluta. Buonasera. Eric Buonasera, che Mascia. ti saluta. E poi per Giuseppe Consumare ok, e poi ok Concetto, niente, io adoro Concetto. E abbiamo anche un saluto allo zio Antonio Sorce da Termini Mirese, lo salutiamo. Buonasera. E a Daniele Maggiore dalla moglie Valentina. Adesso ragazzi faremo tutte le dediche. Per le vostre richieste, ovviamente con i brani di Simone, il numero da comporre è lo 095 87 39 658. Stavamo dicendo appunto che c'è questo nuovo brano in preparazione. Abbiamo già bene o male la data, sappiamo che è a settembre. No, sappiamo che è a settembre, ma ancora la data ufficiale non c'è. Ok, però riusciamo a far vedere il canale YouTube di Simone tra poco? Tra pochissimo faremo vedere anche il canale YouTube, e ricordiamo anche quelli che sono i vari contatti per avere Simone ai vostri eventi. Quindi quelli ricordiamo social. Facebook Simone Russo Page, sì, Instagram Simone Russo Official,
TikTok Simone Russo Official. Lì ci sono anche i contatti, i numeri telefonici, certo, per appunto avere Simone. Ok. Che non ricordo a memoria, però ci sono. Ci sono. Adesso dopo lo vado a cercare io, non vi preoccupate. Rispondere a Concetto Cardini, quindi. Ovviamente. Concetto, scrivimi il numero di, no, il numero di telefono su TikTok, tanto è pubblico, perché appunto chi si occupa di Simone Russo è proprio Concetto Cardì. Di pronto? Pronto? Buonasera. Sente? Signora, buonasera, deve abbassare il volume della TV. Signora, mi sente? Si sente? Sì, la sento. Buonasera, con chi parliamo? Con Valentina. Valentina, buonasera e benvenuta. Benvenuto, vorrei fare la dedica a mio marito Daniele. Tonino? Daniele Maggiore. Ah sì, ok Valentina. Adesso Simone gli dedicherà un bel brano. Va bene. Grazie Valentina. Va bene, non ti amo pure. Non ti dimenticare. Non ti amo. Va bene. Grazie Valentina, una buona serata. Ciao, ciao. Buonasera. Ciao. Allora, abbiamo tantissime dediche, piano piano le faremo tutte. Io direi di fare il prossimo brano. Che ne dici? Va bene. Quale brano regaliamo al nostro fantastico pubblico questa sera? I nostri anni. Bella, questo è il brano con cui noi abbiamo conosciuto proprio Simone. Sento solo, mi manca quel contatto, sono ancora innamorato di questo prendiato, mi manca quel sapore, non sento più il tuo gusto, mi manca il nostro amore, tutto questo sembra ingiusto. Sogno sei di notte, sdraiati riva al mare e spero che nessuno ti venga a baciare. Vorrei parlarti, mandarti quel messaggio, la tua buonanotte non lo sai come mi manca. Se sapessi come vivo, forse cambieresti il tuo modo di pensare, le tue offese adolescenti che mi gelano il cuore e l'anima. Hai tatuato sul mio viso un'altra lacrima. Sei sempre più assente, manca il sorriso, scompari lentamente poi ritorni all'improvviso. Ho un'ossessione pura, il tuo ricordo. Quando ti penso cado giù da questo mondo. Se ci ripensi ai nostri danni, noi abituati a fare grandi, ci nascondiamo dietro la strada più facile, ci accontentiamo di stare sotto le nuvole. Se ci ripensi ai nostri anni, delle risate anche dei pianti, adesso che mi manchi dove sei? Ti cerco ovunque, non ti trovo mai. Non ti trovo mai e questo fa più male. Cerca ancora in dasti sun non sbagliare. 1000 momenti incancellabili, ma in fin dei conti chiede indietro i nostri anni. Questo silenzio da distrutto è solo una bugia. Ci ripensi a noi, a questa storia già finita. Versiamo lacrime come è tragica la vita. Tanta colpa non ne do, è solamente mia. Non cerco una risposta a ciò che siamo, quando l'unica cosa che fatte che me l'ha stata, kill che è stata, te l'hai scordata, mi cancellata, so che appartiene mo' passata. Se ci ripensi ai nostri danni, abituati a fare grandi, ci nascondiamo dietro la strada più facile, ci accontentiamo di stare sotto le nuvole. Se ci ripensi ai nostri anni, delle risate anche dei pianti, adesso che mi manchi dove sei? Ti cerco ovunque, non ti trovo mai, mai. Un brano talmente tanto bello, ma veramente talmente tanto bello, grazie, che merita il quadruplo, quintuplo, decimilplo, come si dice? 10 volte il tipo. Sì, lo penso anche io.
visualizzazioni, perché è troppo bello, è un testo importante, comunque momenti di vita che tutti passiamo, no? Certo, perché credo che chiunque si possa rivedere in questa storia. Chi non ha avuto delusioni, chi non ha avuto un po' di tristezza, comunque gli anni di tutti noi sicuramente ci fanno ricordare momenti che sono sorrisi, momenti che sono lacrime, e questa è una canzone bellissima che fa pensare e riflettere tanto, quindi è molto bella, raga, condividetela questa canzone perché è veramente bella. Il testo ha delle... Chi l'ha scritta questa? Emanuele Marcellino. Bravo, bravo, bravo. Sediamoci, vieni Simo, vieni. A volte si impegna. Sì, ah? sì. A volte è bravo, sì. Lo salutiamo anche perché, come diciamo sempre, sono davvero amici loro. Allora, senti, abbiamo dei saluti da fare. Oh, abbiamo Zamara. Ciao Zamara, un bacione grandissimo. Salutami Zamara. Buonasera Zamara. Ecco, grazie. Poi è appena arrivato il direttore, già iniziate a rimproverarmi. Io? Che cosa ti ha detto? Che tiene? Non lo so, che mi fa tiene? segnali. Devo parlare più forte. Più forte. Va bene. Allora, c'è Masha che praticamente mentre tu cantavi ha scritto l'intero testo su TikTok, quindi la salutiamo. Ma davvero, non sto scherzando. Se mi davi il telefono forse era meglio, perché a volte dimentico le parole delle canzoni. No, sei stato bravissimo. Poi c'è Nicola da Torino. Nicola, un bacione. Non sapevo che eri qua e domani ripartivi, mi dispiace, ci tenevo a rincontrarci. E poi ancora abbiamo musica napoletana neomelodica che ti saluta e fa i complimenti. Buonasera. Simo. Buonasera, grazie. Valentina e Daniele, grande Simone, Sicilia, Eric lo scrive, Titti che vuole salutare il fratello, e poi c'è Cristian Reali che invece ci segue da Milano. Mandiamo un salutone anche a lui. Allora, mi fate avere qualche telefonato o mi facciamo vedere il nuovo canale YouTube di Simone, visto che è fresco fresco? Mandatemi una telefonata, vai. Pronto? Ciao Mary! Ciao Mary! Ciao, con chi parliamo? Con Nuccio di Augusta. Nuccio! Buonasera, Niente, Nuccio. ci sei mancato, Nuccio. CD. Vuole il CD? Vuole il CD? Sì, Io? sì. Quando ce la facciamo la foto? Ce la facciamo, vuole anche la foto. Mary, quando ce la facciamo? Il CD, Simone, la foto con me? Sì, ma la foto quando ce la facciamo? Appena ci vediamo ce la facciamo, Nuccio, mi mancavi. In Piazza America. Va bene, Nuccio. Dedichiamo una bella canzone. Dedicami una bella canzone. Ora dopo dedichiamo una canzone a Nuccio. E poi il CD. E il CD, non scusate. Via Gramsci, numero 75. Ti sta dando anche l'indirizzo perché vuole che glielo spedisci. Via Gramsci, numero 75. Nuccio. Dedichiamo una bella canzone. Va bene, ciao Nuccio, ciao. Un bacione, ciao. Allora, raga, parlando proprio del CD, perché visto che stiamo... No, mettiamoci in piedi. Ok, mettiamoci in posizione foto. Simo, aspettate, abbiate un attimo di pazienza. Parlando del CD... La foto la devo fare mentre sì, Sonny è così, capito? Ok, vabbè. Però all'impiedi è più carina, io non te lo volevo dire. Comunque volevo dire a tutti che visto che abbiamo parlato del CD, Simone, il CD è in preparazione, ok? Abbiamo già... Quanti brani sono usciti ufficialmente? 7, 4 già sono pronti. Esatto. Manca solo il video e basta. Quindi diciamo che già il quantitativo per realizzare l'album c'è, prossimamente vi faremo sapere anche quando sarà pronto il primo lavoro discografico di Simo. Anche perché, diciamo un po' la verità, è come... andare a creare un album è una cosa molto importante. Sì, in molti a volte mi dicono che non conviene più perché ormai è tutto molto digitale. No? Quindi anche nelle macchine non si trova più la radio con il CD. Quello è vero. Però per chi fa questo lavoro magari è prendi me che è la prima volta, per me è una cosa bellissima realizzare qualcosa che poi nel tempo mi rimane, poi magari non c'è neanche dove metterlo tra 10 anni, però no, invece secondo me l'album ha sempre il suo valore, a prescindere se oggi ci sia la comodità del cellulare, di andare sul digitale, di fare tutto in maniera molto più rapida piuttosto che con l'album. Però secondo me quando si realizzano tanti brani, magari non fare degli inediti e lanciarli direttamente sull'album, ma far uscire il singolo e poi andarli a chiudere tutti nell'album. Infatti ci saranno solo credo 3 inediti nell'album. Quindi raga, questo già sta a significare che arriverà, ci teniamo pronti, magari chissà, vediamo, come regalo di Natale. Ecco, stavo proprio per dire quello. Sì, ancora dobbiamo arrivare a Ferragosto, noi già pensiamo ai regali di Natale. Vabbè, ma si sa, dopo Ferragosto già si pensa a Natale. No. È così. No, a me mi piace l'estate, quindi ancora abbiamo
bisogno di pensare all'estate, va bene. Poi il Natale arriva, ma intanto godiamoci l'estate. Allora, mi mandate qualche altra telefonata? C'è Stefania che ti dice: sei davvero bravissimo, Simone. Grazie, appena ho preso Stefania. il telefono, quindi grazie, Stefania. è una cosa molto bella. Poi c'è anche Gaetano che ci saluta e lo salutiamo. Buonasera Gaetano. Aspetta un attimo, abbiamo anche Piera Molino, una buonasera a tutti, un bacione grande. Anthony Stabile, salutiamo Anthony. Ciao Anthony. Ciao. Poi c'è Alfonsina che fa una richiesta particolare: se per suo marito puoi dedicare Ti penso e ti voglio. Certo. Dopo gliela dedichiamo. Certo, con piacere. Esatto. E ancora Santo Russo, salutiamolo. Ciao Santo, un bacione. È arrivato, ci sono anch'io. E ci mancava che non eri presente, Santo. Un bacione grande anche per te. Va bene, facciamo a questo punto un altro brano. Che ne dite? Lo andiamo a presentare un altro Ti pensi e ti voglio, la dedichiamo alla signora Alfonsina e a suo marito, si chiama Enzo Iacono. Enzo Iacono. Quindi gliela andiamo a dedicare anche a chi piace questa canzone. Certo. Che è più semplice e facile in questo modo. E torniamo dopo. Penso ti voglio, sto bene con te non si sbaglia, per me sei di più, un sogno diverso di un'altra realtà, per me sei l'amore, la giusta metà. Quanta storia d'amore venuta mi dà, ma st'amore sincero finale ci sta. Finalmente mi innamoro di chi ama solo me, non esiste un'altra donna, sto cuore ormai appartiene a te. Sei la porta della vita, sei l'inizio dentro me, sei l'amore mio riuscito, la speranza più vera. E se accende il mio sguardo, se parlo di te, mi hai insegnato il valore che do alle parole, mi hai ridato la mia vera identità. Finalmente mi innamoro di chi ama solo me, perché siamo troppo simili nel cuore. I giorni nel tempo li vivo con te, minuto e secondo tu stai insieme a me, mi rendi importante, sei un meglio per me, mezzo a sto mondo un'altra non c'è. Quanta storia d'amore venuta mi dà, ma st'amore sincero e al finale ci sta. Finalmente mi innamoro di chi ama solo me, non esiste un'altra donna, sto cuore ormai appartiene a te. Sei la porta della vita, sei l'inizio dentro me, sei l'amore mio riuscito, la speranza più vera.
questa canzone con tanto di dedica finale. Vieni Simo, sediamoci. Con tanto di dedica finale. Ed è proprio per questo che insomma consiglio a tutti di andare a vedere il brano su YouTube, perché ha anche una dedica bellissima alla fine. Pronto? Sì, tu. Pronto? Sì, tu. Riprova. Pronto? C'è qualcuno, perché sentiamo rumore. Devi essere più convincente. Pronto? Così. Vincenzo, sono da Palermo. Vincenzo da Palermo. Ciao Vincenzo, come stai? Bene, tu come stai? Me lo passa a Simone Russo. Ti saluta. Buonasera Vincenzo. Ciao Simone, volevo farti i complimenti, sembrava cantante e ti auguro di fare tanto successo che te lo meriti. Grazie mille, grazie. Mi piace la tua canzone Tu mi cagnata la vita. Dopo la faremo, gliela dedico. Va bene. Grazie Vincenzino, ti mandiamo un bacione grande. Io anche a te, ciao Mary. Ciao Buona tesoro, serata. ciao. Mi piace questa cosa perché già stanno imparando tutti i titoli a memoria. E sì, già stanno. Questa è una bella novità pure. Esatto, e già hanno già le loro canzoni, già richiedono quella che preferiscono e noi ci fa piacere, quindi continuate a richiederle, raga, che noi vogliamo proprio questo. Se avete una canzone del cuore, fatecelo sapere. Vieni con me che dobbiamo fare una cosa importante. Aspetta che te lo dico in spagnolo. Sai parlare spagnolo? Poco. Non ti preoccupare, vieni presso a me. Devi aggiungere la S. Sì. Fai come faccio io. Dammi le manos. Dici. Alzasi il culo. Ok? Mettere vicino a telecameras. Quale? Ce ne sono 4. Talia sul centro che non sbagli mai. Centro. Ragazzi, qua è un momento importantissimo. Momento. Ma che deve fare? Devo lanciare la pubblicità. Ah, pubblicità. Ma tutto qua. Panificio Sant'Agata di Russo Salvatore vi delizia dal dolce al salato con pane, tavola calda, pizzeria, gastronomia e pasticceria, aperti tutti i giorni, anche domenica sera. Panificio Sant'Agata di Russo Salvatore al villaggio Sant'Agata, zona B, 176-178. CAF Patronato di Santo Russo, villaggio Sant'Agata, zona B, numero 51. Il CAF Patronato di Santo Russo si occupa di tutto quello di cui hai bisogno. Modello ISEE, modello 730, invalidità, accompagnamento, social card, carta acquisti, assegno sociale, carta REI, bonus energia, IMU, Tarso, visure catastali, successioni, rinnovo patenti, visure e certificati camerali, maternità, bonus bebè, assegno familiare e tanto altro. CAF Patronato di Santo Russo, villaggio Sant'Agata, zona B, numero 51, telefono 095 20 56 71. Panificio di Benedetto, il gusto autentico del pane. Vieni a scoprire i prodotti freschi e deliziosi del panificio di Benedetto. Pane appena sfornato, salumi di qualità, pane condito, tavola calda, biscotti artigianali, una vasta scelta di bevande fresche e una fantastica pizzeria da asporto. Non perdere l'occasione di assaporare la qualità e l'autenticità che solo il panificio di Benedetto può offrirti. In via della Concordia, 114 a Catania. Telefono 351 649 6571. Panificio di Benedetto. Il gusto autentico che conquista. CS Killian Forniture Alimentari è il tuo partner per forniture alimentari di qualità. Offriamo una vasta selezione di prodotti per panetterie, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e bar. CS Killian è anche vendita a dettaglio. Ci troviamo in Vianenza 16 a Catania. Garantiamo prodotti freschi e di alta qualità per aiutarti a stupire i tuoi clienti. Prezzi competitivi, consegna puntuale e assistenza personalizzata. Chiama il numero 095 288 4736 oppure 327 33 24 728. CS Killian Forniture Alimentari. Il tuo successo è la nostra priorità.
Hai voglia di mangiare qualcosa di delizioso e fatto in casa? Vieni a scoprire il panificio Buccheri, il luogo perfetto per soddisfare il tuo appetito. Offriamo una vasta gamma di prodotti alimentari, pane fresco e croccante, pizze gustose, salumi e dolci prelibati. Tutto preparato con ingredienti selezionati e di ottima qualità. Ma non è tutto. Panificio Buccheri ti offre anche un servizio catering per rendere ancora più speciali i tuoi eventi. Panificio Buccheri, Viale Librino 6, Catania. Consegna a domicilio. Info e prenotazioni allo 095 57 8498. Panificio Buccheri. Gusta la tradizione, assapora la bontà. Evviva i nostri sponsor! Mandiamo un bacione grande a tutti gli sponsor che sono fantastici nelle mie serate. E poi devo dire la verità, non perché sono sponsor in questo caso e sono di parte, ma io ho avuto il piacere insieme a Sonny, perché è lui che cura le riprese, il montaggio e tutto il resto, ho avuto il piacere in questi giorni di andare proprio con Sonny a fare le riprese in tutti gli sponsor. A parte che sono persone fantastiche, poi tu entri in ogni vario sponsor e ti si riempie il cuore, perché a parte la cordialità, la disponibilità, senti proprio il profumo di tutte le cose buone, no? Di tutte le cose genuine, soprattutto quando entravo nei panifici, poi gentilissimi, cosa vuoi, cosa non vuoi. Ce ne sono pochi. Ce ne sono pochi, è vero, così. Vabbè, noi catanesi, comunque tutti i siciliani, siamo persone de cuore, come si dice, no? Molto. Siamo proprio di cuore, quindi tu entri in questi posti, ti senti a casa e raga, ve li consiglio tutti, perché sapete che andate a prendere roba di qualità, buona, con il sorriso soprattutto. Poi ho trovato la Nutella al pistacchio da 5 kg, quindi sì. Figurati te se io non amavo, cioè io giravo così, guarda, c'era Sonny che rideva, perché Sonny, questa cosa te la devi far raccontare da lui andava avanti con la telecamera, io ero tipo negli altri vari scomparti e mi sentivo in lontananza che facevo e rideva. Ma non te la portare più, no? Rideva. Raga, quando vai in questi posti ti scende la bava tipo Homer Simpson quando vede le ciambelle. Va bene, ci accomodiamo? Vai. Ti vuoi accomodare? Sì. Fa come se all'impiedi mi sembra. Vabbè, ma è carino dare la buona serata all'impiedi, poi ci sediamo, no? Okay. Abbiamo dato il consiglio degli acquisti, adesso ci mettiamo comodi. E parlando di comodi, si fa sentire. Dai, ma quale età? Ancora sei un fiorellino che devi sbocciare, sì, come sì, me, sì. Pensala proprio come me. Sì. Allora, stavo dicendo che abbiamo un ti amo per Paolo da parte della sua Valentina, e anche lei vuole una bellissima canzone da dedicare. La scorsa settimana questi per me sono i messaggi più belli, quindi è vero? Vale a leggere, Raffica, che è sempre piacevole. Poi si sono un po' tutti divertiti per come abbiamo lanciato la pubblicità. Io tutta arriva lui pubblicità e mi ha sfasciato perché tutta la presentazione spagnola, capito? Sì, tu la fai facile. Okay. Facile, capito? Sì. Era così. Poi abbiamo anche ciao Brigida, gli mandiamo un ti amo grande, vuole dedicata anche lei un bellissimo brano per il marito. Poi c'è Masha che ti richiede da sola, ok? Va bene. Concetta Strano che ci saluta a tutti, per Giuseppe Consumare dalla sua Stefania un grande ti amo. C'è anche la figlia Viviana che gli manda un ti amo. Per Piero Burzilleri ovviamente già l'ho detto, c'è Brigida, anche per lei andiamo a dedicare. Quale li dedichiamo a tutte le persone che stiamo menzionando? La devono dedicare a qualcuno che amano, no? Certo, quindi possiamo dedicare a tua Megagna Vita. Esatto, e la facciamo dopo, così cerchiamo di accontentare un po' tutti. Sì, perché sì, magari ne arrivano altri e quindi li cerchiamo di unire. Sì. Per Michele Zampino da parte della sorella Tiziana un grande ti amo, e Brigida sempre per il suo amore Piero gli vuole mandare un mi manchi con un ti amo. Dobbiamo salutare anche Salvo Maggiore. Sì. Ciao Salvuccio che ci sta guardando, Giulia, ovviamente la piccola Giulia, e anche Graziano Maggiore. Salve, un saluto Graziano Maggiore anche da parte di Concetto. Di Concetto Guadì. Lo salutiamo. Mi fai arrivare qualche telefonata e poi facciamo un altro brano. Quale brano vuoi andare a dedicare adesso? Quale facciamo? Facciamo da sola. Che ne dici? Da sola. Sono io. Oggi la richiesta Masha.
Ma a parte, dove stai andando? Ancora non andate via. No? Quando andate via? Resta vicino a me. Ora canto seduta. Mi devo rialzare, no? Certo, ti sto facendo fare questi, sai come si chiamano? Visto che ti sei lamentato per Non ce l'ho più l'età, lasciami stare. No, perché io non ti avevo detto alzati, hai fatto tutto da solo. Dobbiamo ancora parlare, parliamo. No, ora possiamo fare da solo. Ora parliamo. No, ora ci alziamo. Non fate questo perché io poi divento un pochino monellina. Quindi che dobbiamo fare? Cantiamo. Adesso sì. Andiamo con da sola. Sei bella signorita, ho il cuore in gola quando guardi me. È vero che l'amore arriva quando meno te l'aspetti, e vorrei dirti quello che vedo già dentro gli occhi tuoi. Ma chi sei? Carina, niente de portato coro insieme a te. Dimmi perché sei da sola, se tu vuoi con me ti porterò. Dammi solamente un'ora e di te un amore ne farò. Quiero tu cuerpo quando baila, io mi innamoro sempre più. Baciami sotto la luna ed io non ti lascerò mai più. Questa sera non fermiamoci più, voglio ancora il sapore dei tuoi baci sulla mia schiena. Se qualcosa di più resta qui che ne vale la pena. La notte solo non mi basta, che mi hai combinato forse me l'hai fatta apposta. Un'ora con te ma come passa, io voglio passare per sempre solo questa bocca. Dimmi perché sei da sola, se tu vuoi con me ti porterò. Dammi solamente un'ora e di te un amore ne farò. Quiero tu cuerpo quando baila, io mi innamoro sempre più. Baciami sotto la luna ed io non ti lascerò mai più. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Dimmi perché sei da sola, se tu vuoi con me ti porterò. Dammi solamente un'ora e di te un amore ne farò. Quiero tu cuerpo quando baila, io mi innamoro sempre più. Baciami sotto la luna ed io non ti lascerò mai più. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Devo dire che a me da sola mi piace, ok? Mi piace. Ma sempre segnali. Vuol dire di sederci, Simo, ma tu lo devi capire a distanza, capito? Voi vi capite, io no. Dai, va. Pronto? Salve, buonasera, Brigida sono. Oh, Buonasera, Brigida! Ciao Mary, come stai? Anzi, Bene. come state? Molto bene. Guarda, mi mancava troppo essere qui, quindi mi Esatto, sento anche a me mi felice. manchi tantissimo il pomeriggio. Lo so, adesso passerà veloce, ritornerò a essere la vostra cozza praticamente. E qua, noi ti appiccicata. aspettiamo a braccia aperte, lo sai. Lo so tesoro, lo so. Io chiamo per fare un saluto al mio marito Piero Burzulleri con un grande ti amo. Sì. E se possibile lontano, lo sai, io non scelgo mai. Sempre a piacere vostro, d'amore. Tu Magagnata vita gli dedichiamo. Va bene, grazie mille Mary. Adesso vi continuo a seguire dalla diretta. Grazie Brigi, Grazie. rimani Va con bene. noi. Grazie. Un bacione Grazie grande. sempre, un bacione. Ciao. Un bacione e buon proseguimento. Ciao ragazzi. Ciao tesoro, Buonasera. un bacione grande. Allora, adesso abbiamo una sorpresa per il pubblico che non avevamo annunciato, ma tra pochissimo andremo a presentare anche un ospite speciale che appunto questa sera sarà parte del nostro appuntamento. Diciamo che poi per la settimana di Ferragosto, volevo dire questa cosa, non ci saremo ovviamente ragazzi,
perché ferie, a parte le ferie, la settimana di Ferragosto è un po' la settimana in cui tutti partono, comunque il mare, ci andiamo a scialacquiare dell'acqua dello Mares e quindi saremo un pochino non saremo presenti, però si riprenderà con il nostro Simone. Allora andiamo a fare un altro brano bello bello, che ne dici? Tu mi hai cagnata vita, la facciamo adesso. Tu mi hai cagnata vita, così la dedichiamo a tutte le persone che abbiamo menzionato, che l'hanno richiesta per il proprio amore, quindi viva l'amore sempre. Sempre, sempre. E comunque sono passate più anni da quando ti ho conosciuta, è bastato un minuto per mi far innamorare. Come una stella dal cielo si caruta in da sta terra, per mi far realizzare chi lo suona là. Tu mi hai cagnata vita, non ci sta più niente, rompete, tu devi pigliato cuore. Rindacchi stu occhi miei, ci stai soltanto tu mi hai cagnata vita. M'era tutto bene, che l'amore che oggi sempre cercato. E mo mi sento realizzato insieme a te, perché da già sposata. Scritta sta canzone, poi tu fai sentire ancora. Sono innamorato pazzo, perdutamente te. Ogni battito, ogni istante, voglio viverlo con te. Tu sei troppo importante, tu sei la vita mia. Stai soltanto tu mi hai cagnata vita. M'era tutto bene, che l'amore che oggi sempre suonato. E mo mi sento realizzato insieme a te. Voglio viverti ogni istante, da già fa senti importante. Tu sei tutta la vita mia, ti dico una volta. Canzone è meravigliosa, la dedichiamo a tutte le persone che abbiamo menzionato. C'è anche Anna che ci segue da Napoli per il suo Giordano, che gliela va a dedicare. Buonasera, con tutto Anna. Il cuore. E poi ci sono un sacco di devo mandare un bacione a Rosy, la mia Rosy, tesoro, un bacio a tutta la famiglia Cirencione con un ti vogliamo tanto bene. Dobbiamo salutare un altro artista, Sebastiano Toro. Buonasera. Ciao Sebastiano Toro. Ti voglio bene, un bacione. Arrivato a questo punto, sì, ti devo raccontare una cosa. Sì. Vieni vicino a me. Me lo spieghi perché ti butti dall'altro lato? Ti mangio, non ti mangio. No. C'era un artista che questa sera era l'ospite della serata. Sì. Il problema è che lui, ha rotto l'orologio. No, leggendo i messaggi, te lo spiego io perché ho assistito a tutto fuori, era convinto, mostrando il telefonino dove c'era scritto 21:30. Finiva.
Ecco, lui non aveva detto la parte finisce alle 21:30. Lui aveva capito che iniziasse. L'ha letto stamattina alle 7:30, quindi era un poco che stava dormendo. Sì. Ma non perdiamo tempo perché insomma lui è qui, è un artista che tra l'altro volevo che venisse prima, una chiacchierata. Sì, avevamo preparato gli sgabbetti. Niente, raga, è tutto stato rivoltato, ma a noi le cose matte piacciono. È un artista che conoscete tutti quanti perché insomma stiamo parlando di un cantante che veramente negli anni ha dato tanto con la musica e continua a darne, ma in questo caso è qui, tu l'hai voluto prettamente perché è una persona, è un mio carissimo amico, oltre ad essere un bravissimo artista. Te l'ho detto la scorsa settimana, il mio invito è stato prettamente fatto con il cuore perché è un mio amico vero, quindi non è inventato, è una persona che è cresciuta con me. Lui è un po' più vecchiotto, quindi diciamo che che comunque dai. Lui non è microfonato, vero? No, sì, ce l'ha. Però non si sente quello che dice. No, è spento. Io lo sento, mi sta dicendo. Noi sì. Di chi stiamo parlando? Felice Ferri. Eccolo qui, vieni. Ciao ragazzi, ciao bella gente. Ciao bella gente, scusami tanto. Ci fu un piccolo cambio orario. Un qui qua. Come lo vuoi dire, lo dici? Voglio dire, gli ho fatto vedere anche il... Era convinto, Ero convinto, sogno in anticipo. Sì. Sono le 21:08, ci si comincia alle 21:30, perciò già mi stavo immaginando. Però io ho scritto giusto. Tu scrivisti giusto, io leggi male, 21:30, certo, perché tu hai detto finisce alle 21:30, certo. Però banda alle ciance, siccome praticamente si è fatto l'ora X e poi non so se Bella Radio mi concederà qualche cosa, qualche minuto. Iniziamo a cantare subito. E poi dopo facciamo 4 chiacchiere così all'improvviso, certo. Va bene? Sì. Niente di improvvisato, ragazzi. Come niente di improvvisato? Tutto improvvisato. Tutto improvvisato. No, sta dicendo... sì, vai. E allora? Dimmi. Io vorrei capire, giusto? Tu sei venuto. C'è tutto da capire. Tu sei venuto in anticipo, pensando. In anticipo per me. Ma in realtà, posticipo per voi. Esatto. Quindi adesso che ti abbiamo qua, vogliamo un po' sapere che, visto che non ti vediamo da un po' di tempo, come stai? Sì, io sto bene. Praticamente è iniziato quest'anno un pochettino X, perché questa X oggi è tutta un X, no, veramente, perché avevo in mente di fare tante cose all'inizio di quest'anno, perché l'anno scorso te le avevo già promesso, e poi ho avuto un incidente per la clavicola, un altro incidente con la moto, diciamo che è un anno un po' de spigas direttamente a Iatta, quando viene mia sarà e si metti lato comunque. Va a posto? Va bene, il direttore mi dice ok, allora io vi dico direttamente e te lo annuncio anche a te, facciamo ascoltare alle persone Non cambierò. La canzone è fatta, è ideata anche con il maestro grande Gianni Vezzosi. Non cambierò, Felice Ferri. Andiamo! Non crederò di sentirmi un ragazzo dei vicoli, perché si prende sono state biscotti per crescere. Tutte le mattine volevo scelare una musica e mi bagnavo con solo rindo un caffè. Io ma dormevo solo che poi non cagnasse ma mai stavi da me. Non cambierò perché sono nata a una scenetta solo mia, perché sono figlio in un quartiere e sono cresciuto miezza via. E resto male se qualcuno mi racconta una bugia e prega Dio che fa campare mamma e papà. Non cambierò, ti voglio bene, non ti amo amore mio, mi porta rinda tutte le cose che dicevano nonna mia, come vedo per te sta sulle basse notte miezza mia, perché non tiene niente voglio recare. Musica non si chiamare, non si fa se non si ridere. Volando capo niente strade bella innamorata mia, perché nessuno dice niente, già conosco la Maria. E vanno bene tutte quante, sono che casco la mia, mi piglio quello che mi serve per campare. Si sono alzata mi faccio un giro per Napoli, guardando mare non perdo più la voglia di esistere. Mi sento vivo se sente dall'aria una musica, e se poi napolitana canto pure io. Si tengono problemi non io mio, per un compagno di questa vita mia.
sono figlio in un quartiere e sono cresciuto miezza via e resto male se qualcuno mi racconta una bugia e prega a Dio che fa campare mamma e papà. Non cambierò, ti voglio bene, non ti amo amore mio, mi porta rindo tutte le cose che dicevano come mi trovo pietà perché sta solo e passa e notte miezza via perché non tiene niente per cercare. Non si è non si aggagnare, non si è se non sa ridere. Voglio allocare mie strade della innamorata mia perché nessuno dice niente, già conosco la mamma mia e buono bene tutte quante e sono via che casco la mia mi piglio quello che mi serve per campare. Perché sono nata con nascimento solo via perché sono figlio in un quartiere e sono cresciuto miezza via e resto male se qualcuno mi racconta una bugia e prega a Dio che fa da mamma e papà. Felice Ferri, non cambierò, che piacere, non finalmente. Cambierò perché sono nata da nascetto solo mio. È bellissima questa canzone, molto, ma finalmente sono contenta che perché c'è? Ti riabbiamo Simone, sul nostro palco. Lo vedo emozionato, già dice, già che tu sei qua. Lo leggo nei suoi occhi, già che tu sei qua sono una persona pagata perché non pensavo fino a 90esimo che tu allora è vero, no, ti spiego, noi abbiamo mandato anche gli sponsor perché avevamo sistemato le due poltroncine per voi, lo sgabello qua, sì, vieni qua, avevamo sistemato tutto, mentre andavano gli sponsor abbiamo detto ok non viene più e abbiamo sistemato di nuovo tutto. Però mi sembrava un po' male perché lui comunque è sempre puntuale, no lo so, onestamente sempre... perché anche sono in giro a delle 6 di pomeriggio, perciò nulla facente. No, vero, ho sbrigato delle cose dalle 6 di pomeriggio, però non, se leggevo bene o stavo attento a quello che dicevi tu, perché ho letto solo 21:30, mi sembrava che alle 21:30 iniziava. Ma poi tra l'altro l'hai anche pubblicato, stasera alle 20:30. Quindi quando dico che c'è però quando dico che c'è continua, capito? Non sono bugiardo, no? Continua. Io direi di fare un altro brano. Sì. Allora, quale mi sta mandando la regia? Sì. Allora, questa canzone ne ha scelta una molto particolare, adesso ci spiega. Sì, adesso le spiego perché è una delle mie canzoni belle da ascoltare, belle che mi hanno fatto crescere con queste cose. Con questa canzone e la volevo dedicare direttamente sia a te, sia a tutto il popolo di Bella Radio, sia a tutti gli innamorati, ma soprattutto queste due canzoni che non sono mie, però un giorno li farò mie. Hai intenzione di riarrangiarle e cantarle tu? Sì. Ok. Onestamente glieli voglio dedicare a una persona a me cara, a voi cara, a noi cara. Ho capito. E sto parlando del grande maestro Gianni Vezzosi che io tengo nel cuore. E un presto ritorno a casa, dai ragazzi. Ti vogliamo bene. Quale hai scelto tra tutte le sue poesie? Attimi. Meravigliosa. Allora, Attimi dal nostro Felice Ferri. La posso cantare anche qua? Sei a casa tua, mettiti come vuoi. Da seduto mi viene anche meglio, perché a volte dico sempre prima te non conoscevo le frasi d'amore nascoste nell'anima, non conoscevo le frasi che voto succede dall'anima. Tu sei qualcosa di molto speciale, lo so, faccio ridere. Mi sembra una pazzia, ma è solo velocia. Mi batte il cuore quando fai l'amore senza far rumore.
Mi manca un po' di respiro e muori di piacere, ma sono solo attimi. Come mi piace di stringerti a me, vorrei restare la notte con te. È bello far l'amore con le tue parole quasi indecifrabili. Ho voglia di gridare, di spaccare il mare, ma sono solo attimi. Se fatto tanti fra un po' si va via, e ma come c'è sta mano che chiude. Questa, grazie, questa era una delle canzoni che onestamente adesso l'ha fatta Daniele De Martino, e quindi non la voglio fare, perché quella che voglio fare ve la spoilero, è questa qua. Gianni, dedicato tutta per te, tutta per la famiglia Vezzosi e per tutti i vezzosiani. Non posso mai scordare dei tuoi occhi, non posso mai dimenticare del tuo viso. Il tuo sorriso, mi tengo che insieme a te, Simone, ho trovato l'amore. Da quando ho ricevuto la tua lettera, dove mi fai capire che sei sola, le tue parole parlano d'amore, mi dicono ritorno insieme a me. Da quando ho ricevuto la tua lettera, dovrei amore esserti vicino e dirti che ti voglio tanto bene, e che mi sento solo senza te. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Lo senti anche tu? Quello che c'è nell'aria lo senti? Cosa c'è? Com'è? L'amore. Ed è questo. Perché lui dice anche questo in questa canzone. Scendi che indallato, cosa vorresta bene, ma sei lontano? O mi fa male al cuore? Assai di bene, mi consuma e chiuronnato, batto sto cuore, che non ti trova più bene. Da quando ho ricevuto la tua lettera, dove mi fai capire che sei sola, le tue parole parlano d'amore, mi dicono ritorno insieme a me. Da quando ho ricevuto la tua lettera, dovrei amore esserti vicino e dirti che ti voglio tanto bene, e che mi sento solo senza te. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. E amo tutte le persone che ci seguono Bella Radio, seguono Felice Ferri, seguono Simone Russo, ma soprattutto seguono le persone. L'amore è una cosa che nasce e non muore mai, anche se muore, anche se crolla l'amore, rimane sempre un qualcosa, un briciolo, un briciolo di emozione che rimarrà sempre e non si può scordare mai. Un bacio da parte mia, e con queste belle canzoni spero che in questi pochi minuti, e grazie a Bella Radio che ci ha dato anche, anzi mi ha dato un pochettino di che ti posso dire, un pochettino di minuti in più. Vieni per qua. rifarmi, dai, grazie. Siedi, quale grazie? Qua sei a casa, Felice, questo lo possiamo dire anche perché ci conosciamo dall'inizio che è nata Bella Radio. Sì, io ti ho visto che eri piccolina.
Però non è cresciuto assai, sempre tanto arrestato. Comunque. Allora, mettiamo i puntini su lei. Sembra una gran bella figlia di mamma sono state, Sembra una gran bella figlia di mamma. Sì, lo so, sei stata sempre una bella ragazza. Voglio dire, per non è che mi conosci. Erika, scusi un attimo, scusa. Vabbè, guarda, con i tacchi va stiamo bene. parlando, sei una donna con i tacchi. Cosa ci vorresti dire? Comincia a cercare dare resetti. Non è vero. Sto bene, perché sono una femminuccia. Se era un maschietto era il problema, capito? Grazie. Ora ci possiamo risedere. Avete finito? No, scusa, mi ha dato della nana. No, difendimi. No. Grazie. La moglie e il marito non mettere dito. No, non è una moglie. Già non basta uno chiede caiaio. Io le voglio salutare. Ti amo e guardavi me. Ma ti amo si può dire anche a una persona che conosci, ti amo si può dire a un amico vero, ti amo si può dire anche a un'amica, ti amo si può dire a chiunque, perché la parola ti amo non è il non a chiunque, a chiunque tu tieni nel cuore. Ecco. A chiunque. Alla mamma e al papà. Ma perché io chiedo con sapete? Venuto, oggi è iperattivo il nostro Dove sei sta? Si vede che sei fuori da preso, perché sei proprio. No, non sono fuori, sono dentro. Sì, seduto tra l'altro. Giusto, voglio la foto. Alzati. Oggi vi faccio fare up and down. Sonny, prepara la foto. Anche tu alzati, che fai? Ma questo ragazzo lo devi istruire. Pensavo che era una cosa tra tutti e tre. Molto emotivo, praticamente. Guarda Sonny, mettiamoci in posizione foto. 1, 2, 3. Grazie. Diciamo che tra voi c'è una bellissima amicizia. Sì, rifacciamola. 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 Sì, com'era così? Grazie. Sta cosa scusa, ma la foto non si può fare quando finiamo? No, è bello in diretta perché devono assistere. Quanti anni hai? 34? 38. Magari 38. No, è 40 euro, perciò io mi cresci. Voglio dire, perché abitiamo nello stesso quartiere. È un mio capello? Scusa, è un mio capello? Sì, no, poi ora scurici con mia moglie, una statua. È mio! Gli mando un bacio tra l'altro. Sì, va bene. È quello mio, guarda quanto è lui. Mensa bionda e mensa nera. Che fai? Tipo che mi fa bucare un dopo. No, sta guardando, la sta vedendo. A casa mia, non ti preoccupare. A casa tua. Grande aiuto sei tu. Con tua mamma, non è stato così pila, non su pila, su capiddi. Perché capite su pila? Ok, ma parliamo tra l'altro lui, come io, per la mia famiglia stravede, quindi gli mandiamo un bacio a tutta la famiglia Russo al completo, io voglio a tutta la mandare famiglia Ferri. un augurio speciale, un forte abbraccio e saluto a tutta la famiglia Russo, a tutta in generale, tutta. Li salutiamo al completo. Ora, visto che siamo in chiusura, in direttura di arrivo, sì, ora lo facciamo anche così. No, io solo uno che è suo papà. Vita, ne sciauci. Un bacio. Non ti sentono. Bravo. Questo problema è che ma ti sei emozionato? Parlo piano, non è il mio timbro di voce. Quando canta ora fa venire il cuore. Ma quando ti metti a fare voce per arrivare a vedere pare che non è vero. È uno sbraiatore. Ma non è vero. No, volevo salvare suo papà. Te lo immagini a lui, cagoccioli, frischi. Mamma, scendo cestino. Sei uno di quelli? Upanaro, no cestino, Upanaro. Scusa, diamo a Cesare ciò che è di Cesare, Upanaro. Ora voglio un attimino dire una cosa, visto che insomma questa gatta se n'è andata, che finalmente sei tornato a salire sul nostro palco, avremo la felicità, la possibilità di rivederti più spesso, che ci sei mancato. Sì. Che insomma facciamo passare ormai questo periodo d'agosto, anche perché ora viene Sant'Agata, c'è Sant'Agata Mezzagosto, giorno 17. Invito tutti i devoti, e non solo, chi la porta nel cuore, di riunirsi tutti quanti per una preghiera particolare, speciale per tutto quello che accade e succede nel mondo. Perciò Sant'Agata già dalle 7 di mattina alle 6 di mattina sarà sulla cattedrale della nostra chiesa del Duomo, sì. Voglio mandare un saluto particolare a mio cognato Catino, a tutto il cereo
del Circolo di Sant'Agata, dove io quest'anno ne farò parte, perché tu ben sai che io sono un devoto, non sono un devoto ma non mi mette il sacco, però sono un devoto col cuore, esatto. Porto i cerei, e quindi quest'anno mi sono fatta quest'altra esperienza con la Candelora dei Panettieri. Salutiamo tutti i portatori di tutti i ceri, di tutti i ceri. Li amo, esatto. Li voglio bene a tutti, perché è una grande sofferenza, è un grande duro lavoro. I giorni di Sant'Agata è un duro lavoro. Ci sono persone che non lo sanno, e quando dici vabbè ti stai a fare una passeggiata, non sono passeggiate, perché portando quel cerio addosso tutti i giorni, tutti i santi giorni, diventa un lavoro. È un lavoro molto ma molto faticoso, perché pesano. È un peso. Vero. Un peso che tu porti nel porti nel cuore. E onestamente è un dono che tu fai sempre alla nostra padrona di Catania. È vero, un saluto particolare a tutti i portatori, al cerio del Circolo di Sant'Agata, al nostro presidente Gaspare, a mio cognato Agatino Egora, a Fabrizio Mazzà, e a tutti i portatori, a tutti quanti. Scusate se me ne dimentico basta qualcuno, che lo diciamo, ma non che è che per mi stai tutti. scudando uno, mi stai scudando a tutti, perciò se dovessi ricordare tutti i nomi di tutti i portatori, dici ma chi sei il cervello elettronico? Perché è impossibile, è impossibile, quindi li salutiamo tutti al completo. Senti, prima di salutare Simo, adesso andiamo a fare l'ultimo brano. C'è in preparazione qualcosa? Stai studiando qualcosa? A parte il brano di Vezzosi, sarà il prossimo che verrà fuori? Sì. Da quando ho ricevuto la tua piace? lettera. Ti piace come mi esprimo? Molto bella, sì, molto bella. L'ho cantata nel frattempo che ero incidentato nel letto e ho fatto un po' di visualizzazioni. Ma non lo so perché li ho fatti, perché ci pareva scegato vedere me dai, no, o ci piaceva la canzone, anzi diamo ha fatto un po' di tenerezza, visualizzazione per tenerezza, anzi, però sfido chiunque a cantare con il piede nell'aria, con il piede in aria, ecco. E la prossima la farò a testa in giù. Se ci riesci col sangue che arriva in cervello, visto che parliamo, ma non è vero, visto che stiamo parlando di visualizzazioni, stiamo parlando di TikTok. Felice Ferri su TikTok, come bisogna trovarlo? Felice Ferri, semplice e conciso, mi raccomando. Instagram Felice Ferri, Facebook Felice Ferri. Io basta. Felice Ferri. Ah no. Non ce n'è più. No, è solo Felice Ferri, raga, non c'è più niente, non manca più niente. Felice Ferri, perché c'è qualcuno che dice Fabrizio Ferri mi ha comprato. No, lui è Felice. Mettiti vicino a Felice. Io sono che Felice siete Ferri, così Fabrizio carini. Ferri a Napoli. Non e saluto tutti c'entra. i napoletani, se ci seguono, saluto tutti i napoletani. Mi associo anch'io a tutti i tuoi saluti. E per quanto riguarda Simone invece è facilissimo, basta che appunto cercate Simone Russo, allora su TikTok Simone Russo Official, Simone Russo Official su Instagram, Simone Russo Page su Facebook. E per quanto riguarda il numero da contattare per avere Simone Russo ai vostri eventi, è semplicissimo, potete contattare il 340 5120104. Comunque in tutti i vari social trovate il numero telefonico, ok? Allora io vorrei ricordare che la replica di questa serata andrà venerdì, perché oggi è mercoledì, quindi venerdì alle ore 21 potrete vedere la replica. Da domani come sempre sarà inserita sempre su Bella. Sempre su Bella. Bella TV non c'è più. Bella TV è sul canale 75 del digitale terrestre. Ok. Esatto. Perché le persone, ma io a mia casa non più, perché se sei a Catania scarica l'applicazione. Tra l'altro voglio ricordare che l'applicazione è uscita anche per tutti i televisori LG, quindi a brevissimo sarà disponibile anche per i televisori Samsung. Quindi se a casa avete o il televisore LG o un televisore Samsung, tutte e due ce l'ho, uno esatto. LG e l'altro cosa. E allora basta che avete la televisione collegata su internet, perché ormai internet a casa lo abbiamo tutti, entrate. E anche per le TV Android, ovviamente quella è già disponibile da tanto, anche sulla Fire TV. Basta che voi scaricate, se avete Twitch entrate su Twitch, scrivete Bella TV, altrimenti scaricate direttamente l'applicazione che è gratuita su tutte le Android, LG e Samsung. Scaricate e ci potete vedere tranquillamente, non ci sono più scuse. Non lo sapevi? No, e adesso sai il televisore collegato su internet? Hai internet a casa? Sì, e allora? Scusa, io perché devo stare in mezzo? Perché? Di lato? No, tu sei sei in mezzo, è giusto che sia così. Okay.
Quindi, oggi tu ne mettiste un menso, perciò ecco, è così, Funonzia così non funziona, ma Funonzia. Okay. E da domani la puntata sarà anche su YouTube. Detto ciò, raga, io mi dispiace che Felice è arrivato in ritardo perché avrei voluto chiacchierare di più con lui, ma non mancherà l'occasione. Non mancherà occasione perché non lo so, in questi giorni se voi non vi prendete le ferie? Già siamo in ferie. Ah, già siete in ferie? Sì. Allora, come voi a settembre rientrate a settembre, sono io che non posso venire perché a settembre mi pigli ferie io. Ecco, certo che ci ascolti, questa è la dimostrazione che ci ascolti, Felice. Onesto, io non ho più, non hai più, ma manco tempo a scudare, ma mi stesso c'è tuote, mi sento. Capito? Capito, lo hai? Ah, hai visto? Simo, con quale... Tanti impegni, tante cose, tanto lavoro, tante... E si ritornerà operativi a breve. Tante. Con quale brano concludiamo? Io per lei, il nuovo brano Vivo di Simone. Per lei perché... No, vivo per lei. Io per lei. E noi con questo diamo a tutti la buona serata. Voglio ringraziare Felice Ferri. Io ringrazio voi, ringrazio Bella, tutti i radioascoltatori, i telespettatori e tutte le persone che seguono Simone Russo e specialmente quelli che seguono Felice Ferri. Un bacio da parte mia, un bacio da parte di Bella e ciao ragazzi! Ciao, buona serata! Ciao! È bella da morire, quei suoi occhi rubano l'anima, è unica. I miei pensieri vanno oltre, nuda sarà fantastica, che favola. Semi nel panico, quando passa si ferma il battito, vado in bilico. Io per lei stanotte farei di tutto, per me nel più bello mondo. Non so come ha fatto ma mi ha distrutto. Mi sono innamorato di sti labbra rosse. Io per lei già sto diventando matto. Voglio solo lei a qualunque costo. Che stasera mi porto rende suona. Rindo lieta mentre si scioglie e fa amore con me. Señorita, ¿cómo estás? Yo quiero un poco más contigo esta noche bailando. Niente succede per casualità, sarà fatalità. Sto cuore t'aspettavo fuori la porta. Cambierei pure la mia vita solo per una rosa che regalerei a te. Io per lei stanotte farei di tutto. Per me è più bello del mondo. Non so come ha fatto ma mi ha distrutto. Mi sono innamorato di sti labbra rosse. Io per lei già sto diventando matto. Voglio solo lei a qualunque costo. Che stasera mi porto rende suona. Rindo lieta mentre si scioglie e fa amore con me. Per lei già sto diventando matto. Voglio solo lei